contratti a tempo determinato si passasse in definitiva a dei contratti a tempo indeterminato. Quindi la permanenza in vita dell'Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia avrebbe di fatto imposto l'assunzione a tempo indeterminato per tutti i musicisti che ne facevano parte. Sì, bisogna però specificare che poi dopo il lavoro dell'orchestra andava dai 6 agli 8 mesi all'anno, quindi non ci sarebbe stata nessuna differenza rispetto agli anni precedenti. Non è che noi dal momento in cui ci sarebbe stata la trasformazione dei contratti saremmo andati a una quantità di mesi superiore. Questo per noi musicisti chiaramente era già un punto di partenza importante comunque e non avrebbe creato delle spese ulteriori alla regione, semmai un contenimento delle stesse, perché voi sapete benissimo nel momento in cui sulla carta c'è una spesa fissa, quella è già un risparmio e da lì si sa che non bisogna muoversi, insomma. Ecco, di questo facevano parte quanti musicisti? Dunque il nucleo storico è di circa una quarantina, tra i 36 e i 40. Circa una quarantina sono i musicisti che si sono esibiti l'altro giorno alla loggia del Lionello a Udine e sono i musicisti che a questo punto che cosa si attendono rispetto a questa manifestazione dell'altro giorno? Si attendono una risposta chiara e forte da parte della regione per quanto riguarda il nostro futuro, perché il nostro futuro, vorrei ricordare a tutti che i musicisti sono comunque delle persone, dei lavoratori che vivono come qualsiasi altro lavoratore del proprio stipendio, quindi venendo a mancare quello, avendo delle famiglie, avendo i problemi che una famiglia qualsiasi di lavoratori, diventano insormontabili questi problemi se non c'è un lavoro alle spalle. Temo che vi stiate trovando in una situazione un po' kafkiana. Il problema il più possibile a tutti quanti, proprio perché sembra proprio una situazione paradossale che il Friuli Venezia Giulia venga privato di una realtà così importante, no? Lo sbocco, bisogna vedere adesso le intenzioni di questa giunta del Presidente Tondo e soprattutto dell'assessor Molinaro. Nell'ultimo incontro che abbiamo avuto lui si è esposto parecchie opportunità per rendere possibile il traghettamento di queste professionalità, di questi 40 elementi, lo zoccolo duro dell'orchestra, nella nuova fondazione attraverso una collaborazione con un ente che si chiama Fondazione Bon, il quale avrebbe dovuto creare una situazione ideale per mantenere questa qualità, mantenere questa professionalità, per poi arrivare alla fondazione vera e propria di un nuovo organismo. Noi però stiamo ancora attendendo delle risposte concrete, perché sicuramente non possiamo fare altro che credere alla buona volontà e credere alle parole di un assessore, perché l'assessore è la persona designata a organizzare la vita di noi cittadini, quindi noi possiamo fare altro che credere a questa cosa. Il problema è cercare di capire se gli interlocutori che lui ha scelto sono poi dopo in grado di eseguire quello che poi lui propone, insomma. Ecco, dunque con questo auspicio salutiamo Dario Braidotti, lo ringraziamo per essere stato con noi e vogliamo far sentire un frammento musicale riferito a questi 10 anni di attività dell'Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia. Qui si tratta del concerto dei vincitori del concorso di Porcia edizione 2008 e c'è una tuba solista che è quella di Benjamin Pierce e Matteo Scarpis sul podio dell'Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, appunto nel concerto per tuba e orchestra di Roland St. Pali. Si tratta di una composizione del 1978. Grazie ancora a Dario Braidotti. Grazie a voi per lo spazio concessomi. Grazie.